Sabrina, sono un'ostetrica del punto nascita di Campo San Piero e insieme alla nostra equipe abbiamo pensato di fare questa piccola presentazione, dato che in questo momento di criticità e di emergenza non è possibile effettuare i percorsi nascita e gli open day che eravamo soliti fare, ma volevamo far vedere lo stesso alle future mamme e ai futuri papà i servizi offerti dalla nostra unità operativa. Qui è presente un ambulatorio di gravidanza a termine gestito dalle ostetriche e prendiamo in carico le future mamme a partire dalla 37esima settimana di gravidanza, qualora la gravidanza sia fisiologica, a partire da 35-36esima settimana, qualora sia presente qualche fattore di rischio, come ad esempio il diabete o l'ipertensione. In questo caso verrete viste anche con il medico e si valuterà di caso in caso il percorso da intraprendere. Di volta in volta vi verrà dato l'appuntamento successivo per far sì che viviate anche serenamente il termine ultimo della gravidanza. Per quanto riguarda l'area travaglio-parto, seguendo le indicazioni date dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, le future mamme hanno la possibilità di essere accompagnate da una persona da lei scelta, molto spesso è il futuro papà, così che possa prendere comunque parte alla nascita del suo bimbo. E vengono adottate tutte le precauzioni per garantire la sicurezza delle donne, degli accompagnatori, ma anche del personale sanitario, ma tutto ciò rende possibile il benessere psicoemotivo della donna che sta per avere il suo bimbo. E per quanto riguarda il travaglio è possibile effettuare delle varie tecniche di analgesia che possono essere farmacologiche o non farmacologiche. L'analgesia peridurale è garantita nelle 24 ore, poi abbiamo la possibilità di effettuare il travaglio in vasca con tutti i benefici dati dall'acqua calda e tutte le posizioni alternative che vengono assunte dalla mamma che è in travaglio. Subito dopo il parto il bimbo viene posto sulla pancia della mamma per effettuare il contatto pelle a pelle, lo skin to skin, che continuerà per 2 ore per effettuare un attaccamento precoce e favorire l'allattamento al seno. Dopodiché verrete accompagnati nella stanza di degenza. La degenza per un parto spontaneo è di 2 giorni, per un parto cesareo è di 3 giorni. Al momento della dimissione vi verranno date tutte le informazioni per il rientro a casa della nuova famiglia e nel caso abbiate una qualunque necessità, la nostra unità operativa offre anche un ambulatorio del puerperio gestito dalle ostetriche in cui potrete tornare qualora ne avete bisogno con il vostro bambino per ogni necessità clinico-assistenziale che riguarda appunto la mamma o il neonato.